Il turismo nautico rilancerà a breve il Porto Vecchio di Trieste, ne è convinta l'autorità portuale. Il settore crocieristico ha chiuso il 2012 in crescita portando 5 milioni di passeggeri negli scali dell'Adriatico. Prevista una ulteriore espansione, soprattutto se l'Adriatico saprà trasformarsi in un'unica meta turistica. È l'obiettivo proposto dagli operatori del settore alla prima edizione dell'Adriatic Sea Forum organizzato a Trieste. In chiave turistica si annuncia anche il futuro del Porto Vecchio. Andrea Covre. Il Porto Vecchio sarà rilanciato in chiave turistica, sfruttando la detassazione della zona franca con ormeggi per maxi yacht e una base di partenza per le crociere. È la nuova impostazione dell'autorità portuale annunciata dalla presidente Marina Monassi durante l'Adriatic Sea Forum, prospettando interventi entro l'estate. C'è un importante gruppo italiano, tra l'altro, e noi contiamo nel TAR, perché ci hanno detto che entro luglio avremo una risposta che ci confermerà la libertà delle aree e quindi faremo conto di dare le concessioni prestissimo. Monassi ha poi bocciato l'idea del referendum sul Porto Vecchio del sindaco Cosolini, accogliendo tiepidamente quella di una commissione internazionale sull'area avanzata dal Movimento 5 Stelle. Mi sembra tanto datate queste storie dei referendum. Le commissioni di studio per me servono sempre. Quello che servirebbe a me è che abbiamo parlato con l'AIOM e abbiamo dato già un incarico un paio di mesi fa, è invece una cosa, proprio un vademecum, cioè i grandi vantaggi che ci sono nella zona franca. Al forum fino a domani con i rappresentanti di 7 paesi si lavora alla nascita di un unico polo turistico che accorpi le 150 destinazioni disponibili in Adriatico. A fare da traino al turismo marittimo sono le crociere. In Italia ogni anno favoriscono un giro d'affari di 4 miliardi e mezzo di euro e l'Adriatico ne è una calamita, secondo lo studio della società Risposte Turismo presentato dal suo presidente Di Cesare durante il forum. L'Adriatico è l'area forse a livello mondiale forse l'unica a livello mondiale che è cresciuta nel 2012 rispetto al 2011, quando in tutto il mondo c'è stata una battuta di arresto, anche se la prima nella storia delle crociere. Possiamo guardare con ottimismo al futuro di questi comparti, se però ancora una volta le decisioni a supporto di essi, pubbliche e poi private, vanno in un'unica direzione nella convinzione di poter fare leva tutti assieme per far crescere l'industria.